Ritorna tra le mura amiche dello stadio Brucoleri la Castrum Favara, dove domani incontra il Forte Locri, una delle squadre calabre più accreditate in questo interessante e importante campionato nazionale di Serie D. La squadra di mister Infantino ritorna dalla terra calabra con un ottimo pareggio ottenuto alla Mezzia Terme con la Sambiase, una partita importante che ha fatto vedere il grande valore dei ragazzi favaresi, ma soprattutto la loro forte personalità che li mette proprio in grado di lottare fino alla fine con qualsiasi squadra. È proprio questo il lavoro che ultimamente ha fatto mister Infantino, oltre che nella preparazione atletica e fisica, soprattutto nella convinzione mentale impartita ai ragazzi, rendendoli capaci di pensare che loro sono un'ottima squadra e quindi possono affrontare agevolmente qualsiasi avversario. La partita di domani con il Locri inizierà alle 14:30 perché c'è stato il cambio di orario con il ritorno dell'ora solare e forse ci sarà qualche piccola difficoltà nel parcheggio, poiché a Favara, in concomitanza con la fiera d'autunno che si tiene proprio nel circondario dello stadio, ci sarà molta affluenza di pubblico che non mancherà sicuramente allo stadio Brucoleri, in quanto, come ci riferisce la società, ogni domenica praticamente la tribuna registra il tutto esaurito. Abbiamo ascoltato stamattina mister Infantino. Sì, sicuramente è stata un'infrasettimanale importante sotto l'aspetto caratteriale, sotto l'aspetto del gioco, ma ormai Sambiase è archiviata. Adesso ci stiamo concentrando in questi 2 o 3 giorni con il Locri, una squadra ben allenata, una squadra forte di categoria che viene da tanti risultati utili consecutivi, però come dico sempre noi dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo prepararci in modo straordinario perché è importante dare continuità ai risultati e sappiamo che troveremo difficoltà, però se noi ci prepariamo concentrati, cattivi agonisticamente, credo che, come dico sempre, l'avversario è meno forte.